Buonasera e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. In apertura la cronaca con un grave fatto avvenuto nel pomeriggio. È stata trovata priva di vita una donna di circa 70 anni residente in via della Valle a Udine all'interno del suo appartamento posto al secondo piano di un condominio Ater. Sul corpo della donna ci sarebbero anche ferite da taglio che farebbero presupporre anche, forse probabilmente, un omicidio. Al primo servizio della giornata. È stato trovato riverso a terra, priva di vita, con ferite di arma da taglio sul corpo. È giallo Udine per la morte di Lauretta Toffoli, una donna di 74 anni, residente in via della Valle, ma originaria di Gruaro. A rinvenire il cadavere verso le 12 è stato il figlio che immediatamente ha lanciato l'allarme, chiamando anche il padre, ex compagno di Lauretta. Ancora da chiarire i contorni dell'episodio sul quale mantengono il riservo massimo gli inquirenti. Il fatto sarebbe accaduto verso le 2 della notte. L'appartamento posto al secondo piano di un condominio Ater è stato trovato in completo disordine. Forse una rapina finita male? Infatti dall'abitazione sarebbero spariti televisori e averi. La donna era distesa nella stanza del figlio, ma chiazze di sangue sono state trovate anche in salotto all'ingresso, elemento che fa presumere che Lauretta abbia provato a difendersi. Nessun rumore particolare però sembra essere stato udito dai vicini di casa. Sul posto la scientifica e il magistrato di turno hanno esaminato attentamente le stanze per ricostruire l'episodio. Nel 2019 il figlio della donna, trovata morta oggi, si era scagliato contro la madre, accoltellandola all'addome. Aveva dato una mano a tutto anche se lei aveva niente. Era una persona degna di del nome che aveva. Qualcuno ha suonato e ha chiesto... Gli hanno aperto, lei si vede che qualcuno che conosceva o roba del genere. Era vestita, era... No. Quindi probabilmente conosceva molto bene questa persona. Ecco. Lasciate... Hanno rubato qualcosa anche da casa? Sì, hanno disfatto la casa per un... Proseguiamo con la cronaca giudiziaria. Ci sono polemiche per quanto riguarda la soluzione di Augusto Meran, l'uomo che uccise 3 anni fa gli agenti della polizia di Trieste. Lo psichiatra Peppe Dell'Acqua critica pesantemente la decisione del tribunale di non condannare al carcere Meran. Andava trattato, dice, come una persona normale e in carcere doveva avere un percorso di cura. Andrea Pierini. Meran è stato prosciolto in base a una sentenza che ha tenuto conto della sentenza del giudice istruttore e della difesa, che ha scelto una strada che ha portato avanti questo perito romano della totale infermità. Potrei dire per brevità e per farmi capire che questa sentenza, così come è stata fatta qui oggi a Trieste, e sottolineo a Trieste, poteva essere fatta nel 1935. 4-5 anni dopo il codice Rocco, il codice fascista di procedura penale. Questo tipo di sentenza non fanno altro che riprodurre stereotipi, stigma e ledere pesantemente il diritto dei cittadini alla riabilitazione e alla cura, fermo restando l'orrore del reato. Non parlo di questo. Quindi è una sentenza assolutamente che ci porta indietro di anni, ma purtroppo sentenze di questo genere accadono in tutto il Paese, malgrado ci sia stato nel 2015 una legge dello Stato che abolisce gli OPG e invita i magistrati a tener conto di quello che oggi si può e si deve fare nel giudicare una persona che ha commesso un reato e che è affetta da un disturbo mentale. Si è spento nella notte Gaetano Valenti, 76 anni, da fare a dicembre, già sindaco di Gorizia per 2 mandati, esule da Parenzo, dove era nato nel 1946, aveva vissuto nel cosiddetto quartiere degli Esuli, Campagnuzza, dove il padre aveva un salone da barbiere, vissuto tra la professione di commercialista e nel mondo dello sport, insieme all'amico Ettore Romoli fu scelto come candidato sindaco di Forza Italia ed è stato eletto per 2 mandati. Se n'è andato un signore, un amico, un bravo amministratore, ricorda il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. E ora voltiamo decisamente pagina, torna dopo la pandemia l'adunata degli alpini, migliaia le penne nere presenti a Rimini, domani la sfilata e il passaggio di consegne a Udine. Ci colleghiamo, dovremmo avere con noi il nostro inviato Daniele Paroni. Grazie della linea, siamo al Parco Renzi a Rimini, a 2 passi dalla zona dello sfilamento di via Regina Elena. Alle mie spalle
c'è uno dei tanti satelliti alpini scesi dal Friuli Venezia Giulia. Questo è il gruppo di romance di Sonzo che si è organizzato alla grande. Rimini è invasa e si parla soprattutto il friulano, perché molti sono i friulani, saranno almeno 7.000 i rappresentanti del Friuli Venezia Giulia che saranno protagonisti della 93esima adunata nazionale degli alpini, qui a 2 passi dal mare Adriatico. E vi ricordo che domani alle 11:30 apriremo una prima finestra su Telefriuli in diretta per raccontare quella che è l'attesa dello sfilamento degli alpini del Friuli Venezia Giulia, ma intanto vi mostreremo tante penne nere e poi riapriremo alle 14:30 una nuova finestra, perché vogliamo raccontarvi per bene e mostrarvi orgogliosamente i nostri alpini, quelli delle sezioni del Friuli Venezia Giulia che hanno pacificamente invaso il capoluogo romagnolo per eccellenza. Restituisco la linea allo studio. E ora sentiamo allora le interviste alle nostre penne nere. Da dove arrivate? Santo Stefano di Cadore. Ho capito. Santo Stefano, Belluno, e questi sono 2 nostri amici che arrivano da Abitiamo a 8 chilometri da Sappada. Quando siete arrivati? Siamo arrivati qua alle 4. Stamattina siamo andati a dormire però alle ore 4:00. Una grossa soddisfazione degli amici che erano in giro. Bellissimo. State facendo le prove generali per Udine il prossimo? Noi facciamo questi miei amici, stiamo facendo le prove per venire di là, anche perché di là sappiamo la gente che troviamo. Fausto Forabosco è il tesoriere del gruppo Alpini di Magnano in Riviera e fa parte ovviamente della sezione di Udine. Vi siete mobilitati in quanti? Oggi siamo venuti giù in 2, ma praticamente abbiamo occupato l'albergo, quindi del gruppo c'è una buona partecipazione, siamo più di 20, tutti arrivati a piccoli scaglioni, compatibilmente con esigenze familiari e lavorative, e siamo qua in grinta per festeggiare gli alpini. Marco Cengarle, allora noi domani racconteremo in diretta su Telefriuli la dunata degli alpini. A questo tavolo, nella vigilia della dunata, chi troviamo? Troviamo un bel gruppone misto composto sia da friulani che anche amici della Valchiavenna, del Sondrio, e come friulani siamo presenti da diverse località. La situazione contagi Covid, 731 nuovi casi nelle ultime 24 ore in regione. Nel dettaglio, su 3.427 tamponi molecolari sono stati rilevati 210 nuovi positivi, 3.571 nuovi test rapidi antigenici, 521 i casi, 6 decessi di persone di età compresa tra i 74 e i 93 anni, persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 3. I pazienti ospedalizzati in altri reparti restano 160, 23 le nuove positività tra i dipendenti del sistema sanitario regionale. Infine, relativamente alle residenze per anziani, si registra il contagio di 14 ospiti e 8 operatori. Voltiamo pagina, inaugurazione oggi dei nuovi laboratori dell'Istituto Tecnico Superiore del Malignani a Feletto Umberto, una nuova sfida per la formazione superiore in attesa del provvedimento di riforma che prevede per il loro sviluppo uno stanziamento da 1 miliardo e 500 milioni dal 2022 al 2026. L'approvazione era attesa a gennaio, ma la legge viaggia ancora tra le aule del Parlamento. Sentiamo l'intervista. Attendiamo che le istituzioni e governo finalmente finiscono le leggi in discussione, che dovevano essere fatte per gennaio, le stanno ancora discutendo e quindi per ora parole, ci vogliono più fatti. Gli istituti tecnici superiori raccolgono sempre più consensi, ma attendono il via libera dal Parlamento. Una legge di riforma infatti consentirebbe loro uno stanziamento da oltre 1 miliardo di euro per potenziarne strutture e aumentare gli iscritti. Nel frattempo l'IDS Malignani punta a 600 allievi e oggi hanno aperto i nuovi laboratori a Feletto Umberto. I nostri laboratori sono aggiornatissimi, ma questo è dovuto alla forza con cui le aziende ci mostrano la direzione in cui muoverci e con cui ci sostengono anche concretamente. È un appello, questo importante, che io rivolgo a tutto il territorio, perché la nostra forza è la forza del territorio. Ad appoggiare questo sistema le aziende del territorio e la Regione. La Regione finanzia in maniera importante gli ITS perché
crede in un sistema di formazione dei tecnici superiori che porterà l'Italia a livello europeo. E lo stesso Benedetti, in qualità di presidente del gruppo Danieli, è intervenuto a margine di inaugurazione del MIZ per parlare del nuovo investimento Danieli nell'Ausa Corno di San Giorgio di Nogaro. Un investimento, avverte, che sarà possibile solo se ci saranno finanziamenti al porto Nogaro e verranno risolte la questione dragaggi. Abbiamo optato su San Giorgio per via della disponibilità di un terreno ideale come spazi, che non ha vincoli e di conseguenza permette di progettare gli impianti razionalmente. Progettazione di una siderurgia green che sarà esempio anche europeo. È chiaro che San Giorgio, il PNRR, abbiamo chiesto con estrema umiltà alla Regione il PNRR per il porto, che sarebbe ora, l'iniziativa avrà seguito con il porto e ovviamente il dragaggio per arrivare con navi almeno da 20.000 tonnellate. Io credo che con la collaborazione di tutti, cercando di fare le cose come vanno fatte, rispettando le regole vanno rispettate, le regole sintetiche, non burocratiche, la cosa si possa fare nel rispetto di tutti. E ora voltiamo pagina, cerimonia di consegna questa mattina per i premi Nonino tornati in presenza nelle distillerie friulane dopo 2 anni, grande emozione, subito un omaggio ai 6 personaggi che dopo aver ottenuto il premio Nonino si sono visti assegnare anche il Nobel. Alessandro Salvatori. Bellissima sensazione proprio lo stare insieme, poi siamo anche tutti insomma rispettosi, bravi, però con la gioia di condividere un momento di intenso e crediamo di speranza, veramente. Per noi il momento della condivisione del premio Nonino non è sostituibile virtualmente. Certo è bellissimo poter condividere anche con la diretta tutte le cose con i nostri estimatori, ma l'energia che si sente dentro la distilleria non è sostituibile da nient'altro. Il premio Nonino Risidaur 2022 è stato assegnato all'Affido Culturale, rappresentato dal responsabile nazionale del progetto, Ivan Esposito. Lo scrittore di romanzi per ragazzi, David Almond, ha ottenuto il premio internazionale Nonino. Il riconoscimento di maestri del nostro tempo è andato alla filosofa, teorica, critica e femminista americana Nancy Fraser e al filosofo e teorico del pensiero complesso Mauro Ceruti. Come sempre, sono stati numerosi gli amici della famiglia Nonino, giunti da vicino e da lontano per celebrare la cultura contadina capace di conquistare la scena internazionale. L'enogastronomia fa parte della cultura del nostro territorio e devo dire che poi è un esempio bellissimo Nonino, perché parte dalla terra, il prodotto parte dalla terra, dalle radici della nostra terra, e guarda e si presenta al globo perché è distribuito a livello internazionale. Quindi è un po', forse è un piccolo compendio di quello che è il Friuli Venezia Giulia, cioè fortemente legato alle nostre radici ma in grado di competere sulla scala globale. Dalla cultura contadina a una cultura nazionale, internazionale a 360 gradi, perché non possiamo dire solo si tratti di premi letterari, ma è filosofico, antropologico, quindi spazia veramente a tutte le latitudini della cultura. E Telefriuli questa mattina ha trasmesso in diretta la cerimonia di assegnazione dei premi Nonino. Sentiamo ora alcune dichiarazioni dei premiati di questa edizione. Siamo abituati a parlare di povertà economica, un po' meno di povertà educativa. In che modo l'Affido Culturale supporta famiglie e ragazzi? Noi chiediamo alle persone che portano già i figli al teatro, al museo, in fattorie didattiche e così via, di portarci anche un altro bambino che invece queste esperienze non le fa. Ci sono famiglie diverse che fanno un percorso comune, ormai siamo in 8 città italiane, speriamo tra l'altro di arrivare presto anche a Udine. Il messaggio è che le nostre istituzioni culturali, che fanno dell'Italia un paese unico al mondo, sono una parte integrante della comunità educante. Come possiamo rendere i ragazzi consapevoli di quanto accade a livello internazionale, anche della guerra, senza spaventarli e senza togliere loro la speranza? Write for young people, I write for the future. Certamente è una responsabilità scrivere per i ragazzi, ma io scrivo per farli crescere, per essere vicino a loro.
e quindi è una cosa che sento veramente dentro di me ed è molto importante. Certo, i ragazzi in questo momento stanno soffrendo, lo vediamo nelle guerre, i bambini dell'Ucraina, e io scrivo per cercare di fare in modo che loro abbiano un futuro migliore. Per secoli abbiamo elogiato la semplificazione, oggi ci troviamo impreparati ad affrontare la complessità. Come orientarsi? Ma guardi, le 3 crisi globali, planetarie che stiamo vivendo e stanno cambiando il mondo, il clima, non dimentichiamolo, la pandemia e la guerra, ci stanno rivelando che tutto è connesso. Il battito d'ali di una farfalla sul cielo della regione del Wuhan in Cina, un minuscolo virus, in pochi giorni ha cambiato il clima di tutto il mondo, e così una guerra apparentemente contornata in Ucraina in poche ore ha cambiato il mondo. Dobbiamo cercare di affrontare la riforma anche delle nostre istituzioni perché siano sulla scala dei nostri problemi. Tutto è connesso, non possiamo separare le cose fra di loro. L'emancipazione femminile è un risultato raggiunto, quali sono le prospettive? Certo, ci sono stati dei progressi, sicuramente c'è una maggiore consapevolezza a livello mondiale dell'ingiustizia di genere. Tuttavia, di fatto, non c'è stato un reale cambiamento a livello poi anche istituzionale. Sì, sono stati riconosciuti dei diritti, ma questi diritti sono estremamente fragili e sempre minacciati. Difatti anche negli Stati Uniti adesso, sulla base di una decisione della Corte Suprema, si potrebbe fare dei passi indietro sulla legge sull'aborto, cioè un diritto che ormai era dato per assodato da 50 anni. Ci trasferiamo ora nella destra, tagliamento, tempi lunghi per erogare servizi alla questura di Pordenone, manca personale dentro il 2025, pensionamenti potrebbero mettere in crisi l'attività della Polizia di Stato, l'allarme lanciato dal sindacato FSP, la questura rischia di essere trasformata in commissariato. Alberto Commisso. 6 mesi per ricevere un passaporto, manca personale alla questura di Pordenone, carenze che, come denuncia il sindacato FSP, potrebbero causare da qui ai prossimi 3 anni gravi ripercussioni sui servizi erogati ai cittadini, non solo per quanto riguarda la sicurezza, ma anche per tutte quelle attività di front office, dall'ufficio passaporti a rilascio porto d'armi e permessi di soggiorno ritenute indispensabili. Manca personale alla questura di Pordenone. Questo è il passo prima del default, io l'avevo detto. Nel 2023 ci sono uffici, pensate, che su 5 unità perdono entro dicembre 4 persone e sono uffici cuore della questura. È una vergogna, ripeto, che la politica locale, la politica regionale, per non parlare di quella nazionale, anche il nostro Dipartimento, non si accorga di questa mancanza. Il rischio di questo passo è che la questura di Pordenone diventi un commissariato. Abbiamo bisogno di persone nuove, perché da qua a 5 anni la questura di Pordenone con questi numeri chiuderà. Abbiamo perso una provincia, perderemo anche una questura. Domani, domenica 8 maggio, i volontari della Croce Rossa Italiana di Pordenone saranno presenti al Parco San Valentino con gazebi e stand per presentare le loro numerose attività. Nel pomeriggio inoltre sarà attivato un corso di disostruzione pediatrica. Una giornata di festa per la Croce Rossa Italiana. Domani il Comitato di Pordenone organizzerà al Parco San Valentino un evento dalle 10 alle 17, nel corso del quale i volontari mostreranno le tante attività svolte. Nel pomeriggio è in programma una lezione sulla disostruzione pediatrica. Il Comitato di Pordenone organizza il CRI-Day. L'evento cade l'8 maggio, appunto, che è la giornata della nascita di Henri Dunant, considerato il nostro fondatore. L'obiettivo delle celebrazioni di questa giornata è quello di avvicinare la cittadinanza al movimento della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e far conoscere quali sono gli obiettivi del movimento e in particolare presentare un resoconto delle attività svolte. Questa è la giornata dei volontari, è la giornata in cui tutto il mondo, 19 milioni di persone, di cui 160.000 in Italia, sotto l'emblema della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, ribadiscono l'importanza di combattere le disuguaglianze e alleviare le sofferenze. Questa era anche l'ultima notizia, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata a tutti.